Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica La partita della settimana. Questo fine settimana c'è Napoli-Milan che giocheranno domenica sera allo stadio San Paolo, intitolato a Diego Armando Maradona, e noi torniamo indietro di 31 anni più o meno esatti, perché il 27 marzo del 1994 si giocò Napoli-Milan, allora semplicemente allo stadio San Paolo. Era la 29esima giornata della stagione 93-94, il Milan arrivava da 9 vittorie consecutive che lo avevano portato ad arrivare ad un passo dal terzo scudetto consecutivo, che infatti di lì a breve poi conquisterà. La settimana precedente aveva vinto 1-0 con la Sampdoria, tagliando fuori le residue speranze dei blu cerchiati di vincere lo scudetto, e il Milan si avviava, io devo dire anche stancamente, verso quello scudetto, uno scudetto che non fu spettacolare. Il Milan non riuscì mai a vincere con più di 2 gol di scarto. C'erano delle partite che vinceva 1-0 con gol di Massaro, infatti credo che riuscì a vincere il campionato con 36 gol fatti e 11 subiti, se vado a memoria. 36 gol fatti era una media da squadra della seconda parte della classifica, ma 11 gol subiti significa che prendeva un gol praticamente ogni 20 partite, e infatti Sebastiano Rossi riuscì a battere il record precedente di imbattibilità di Dino Zoff, arrivando a fermare a 929 minuti di imbattibilità appunto a mantenere la porta inviolata per 929 minuti. Mi ricordo, da Foggia Milan a Milan Foggia. Tra l'altro il calcio poi riesce a regalare queste coincidenze abbastanza clamorose. Il Milan prende gol da Kolivanov contro il Foggia, credo che fosse l'8ª giornata di campionato, passa un girone intero, Milan-Foggia, segna ancora Kolivanov e si interrompe l'imbattibilità, che durerà poi per 20 anni, perché la batterà Buffon nel 2014-2015 con oltre 1000 minuti, festeggiandoli nel derby contro il Torino. Il Napoli arriva invece a quella partita in lotta per la Coppa UEFA, una stagione molto particolare per il Napoli, l'unica stagione in cui il Napoli è stato allenato da Marcello Lippi, che veniva dall'Atalanta e che poi verrà assunto dalla Juventus nell'estate del 94, proprio perché i bianconeri riconoscono nell'allenatore toscano grandi capacità di gestione del gruppo e anche grande personalità. Era un Napoli molto giovane che aveva perso tanti giocatori importanti, che addirittura aveva rischiato di non iscriversi al campionato per problemi economici, tant'è che molti dicevano: se il Napoli riuscirà a salvarsi all'ultima giornata avrà fatto un miracolo. Invece il Napoli non solo si salverà in maniera tranquillissima, ma arriverà addirittura in Coppa UEFA alla fine del campionato, che era un risultato veramente insperato all'inizio della stagione. Napoli giovanissimo, con tanti giocatori in rampa di lancio, che Lippi riuscì a motivare. Quel 27 marzo 1994 che succede? Che un Milan abbastanza annoiato va a giocare in casa del Napoli e perde 1-0 con un gol che è diventato famosissimo e ancora oggi leggendario, il gol di Paolo Di Canio al 79esimo. Adesso ve lo faccio vedere e poi ve lo racconto pure, che è questo qui, nelle varie sezioni, nelle varie foto. Eccolo qui. Praticamente Di Canio ubriaca di finte Panucci sul settore sinistro dell'area di rigore, va verso il fondo, torna indietro, riva verso il fondo, ritorna indietro, riva verso il fondo, alla fine tira, riesce a tirare molto forte di sinistro sul primo palo. Rossi viene beffato, tra l'altro non si capisce niente, perché per terra, lo potete vedere anche dalle foto in alto, ci sono migliaia di pezzi di carta lanciati dagli spalti, quindi si confonde quasi il pallone e il bianco del pallone, il bianco della rete e dei pali con quei pezzi di carta. Alla fine il pallone finisce in realtà in rete. Di Canio impazzisce, si toglie la maglia, un gol bellissimo
che ancora oggi viene mostrato spesso, sia quando si parla di Napoli-Milan che ovviamente quando si parla di Canio stesso. Al Milan fondamentalmente gliene frega poco o niente, se non del fatto che interrompa la serie di 9 vittorie consecutive in campionato. Per il Napoli invece è fondamentale quel successo, perché il Napoli si porta, vi faccio vedere la classifica, quella 29esima giornata, il Napoli raggiunge il Torino a quota 30 punti, Torino fermato in casa dalla Lazio sull'1-1. Guardate la classifica, non so se riusciate a leggere un po' tutto, risultati e classifica di quella 29esima giornata. Alla fine del campionato il Milan vincerà il campionato e vincerà anche la Coppa dei Campioni, il Napoli arriverà sesto e riuscirà ad acciuffare la Coppa UEFA grazie alla vittoria della Coppa Italia della Sampdoria, che è arrivata terza in campionato, che si autoelimina dalla Coppa UEFA perché andrà a giocare la Coppa delle Coppe, e il sesto posto diventa così utile per il Napoli per agguantare quella qualificazione UEFA insperata di cui vi ho parlato all'inizio. Adesso vi faccio vedere rapidamente le due squadre nell'album, tanto sono una di seguito all'altra. Questo è il Napoli 92-93, comunque una buona squadra se si guardano anche i nomi, allenata come vi ho detto da Marcello Lippi. E adesso vi faccio vedere il Milan, che è nella pagina precedente. Milan fortissimo, Milan che aveva praticamente due squadre e che ebbe nell'intuizione di Capello di mettere Desailly davanti alla difesa, una roccaforte praticamente inespugnabile. Questo è Napoli-Milan della stagione 93-94 che si giocò il 27 marzo, quindi più o meno come si gioca adesso. I valori, come tutti saprete, sono cambiati e staremo a vedere come finirà questa volta la sfida tra Napoli e Milan. Noi abbiamo ricordato quella di 31 anni fa, stando ovviamente alla data odierna che è il 2025. Questa è la partita della settimana di oggi, Napoli-Milan. Vedremo anche quale analizzeremo la prossima settimana. Ogni settimana analizziamo una partita che si gioca nel fine settimana di campionato, ricordandone una analoga del passato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è gratis, lasciate like, commenti, anche ricordi di questo Napoli-Milan o dei Napoli-Milan che volete voi, che vi ricordate voi, e seguite anche i social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook, su Instagram, e il Popolo del Calcio, che è il blog dove ci sono, oltre ai ricordi del passato, tanti approfondimenti sulla Serie A attuale, sulle maglie e sul fantacalcio. Mi raccomando, iscrivetevi. Ciao!